Un augurio a tutti di serene festività. Un augurio soprattutto alle persone che magari questo Natale lo passeranno con più preoccupazioni. A loro davvero un augurio che queste festività siano non solo un attimo di serenità, ma anche un'occasione di speranza e di rinascita. Mettiamo da parte, almeno in questo periodo, gli odi, gli antagonismi, le diversità. Spero che queste giornate, intense ovviamente e piene di spiritualità per chi crede, ma importanti anche per chi non crede, siano giornate in cui riscopriamo per un attimo anche il senso di un impegno e di una sfida collettiva. Quindi tanti auguri a tutti voi, possiate passare delle giornate serene, ma che questo spirito natalizio ci aiuti anche a ricominciare nel 2020 con un rinnovato impegno e soprattutto con una rinnovata speranza per il futuro dei nostri territori e del nostro Paese.